Fantastica. Allora, questa è una canzone bellissima che si chiama Singoli ed è un duetto tra Salda Vinci e Renato Zero, ma è anche il modo per cominciare questa chiacchierata con Rosario Esposito La Rossa. Ciao Rosario. Buongiorno a tutti. Ecco, aspetta, alzati un po' il microfono, ecco, perfetto, perché altrimenti devi parlare qua, guarda, aspetta, perché altrimenti si sente malissimo. Allora, siamo qui per parlare di un libro che si chiama Fiori d'Agave e come dicevo prima è difficilissimo, sai, alla radio parlare dei libri, perché i libri sono come i dischi, cioè i libri vanno letti, i dischi vanno ascoltati e tutte le parole sembrano di più, ecco, sembrano di più. Allora ho fatto una cosa, ho raccolto un po' di parti dal tuo libro, così le leggo e facciamo capire immediatamente in che atmosfera ci troviamo. Però prima di ogni cosa, dalle varie presentazioni che ho letto sul libro, mi pare che ci sia una scampia piena di speranza, no? Una scampia fatta di sopravvissuti che sono prima caduti, poi si sono rialzati, è giusto? È questa la scampia che racconti? Assolutamente sì, cioè si voleva raccontare una scampia diversa dalle solite, cioè dal marciume che viene raccontato sui media, senza dimenticare il male che questo posto può fare, però volevamo raccontare di gente che resiste, che non scappa, che non aderisce all'eduardiana frase fuite ven. Fuite ven. Senti, tu sei nato a Scampia? Sì, io sono una di quelle prime generazioni che in questo posto c'è nato, non come i nostri genitori che sono stati, tra virgolette, deportati qui. Portati a Scampia. Allora, senti, partiamo dalla fine del libro, ok? Partiamo dai ringraziamenti, precisamente dalla pagina 211. Perché mi sembra giusto, perché fa capire immediatamente che cosa hai scritto e anche che tipo di persona sei. In questi anni, sul mio cammino, ne ho incontrati tantissimi di fiori d'agave, persone pure, italiani veri, grazie a loro mi sono innamorato di questa nostra Italia imperfetta, ma pur sempre viva, speranzosa, che guarda al futuro. Grazie a loro ho scoperto di appartenere ad un grande popolo, a un grande paesaggio, a una grande storia che non smette mai di stupire. Nei loro territori, nei loro borghi, nelle loro città, scantinati, centri territoriali, biblioteche, comuni, questi fiori d'agave hanno messo radici, non sono scappati, sono rimasti, si sono innamorati dei posti in cui vivono e li migliorano quotidianamente, passo dopo passo. I fiori d'agave che ho incontrato sono silenziosi, operai rivoluzionari. Verrà il giorno in cui racconteremo ai nostri figli di questi testardi fiori irriducibili, verrà il giorno di questi, aspetta dove ero perché se mi muovi molto bene, allora di questi testardi fiori irriducibili verrà il giorno in cui le loro gesta saranno cantate, replicate, apprezzate, amate. Ognuno di loro sa perché li ringrazio, mi scuso in anticipo se ho dimenticato di qualcuno. Allora mi sembra che sia tutto molto chiaro. Per chi non sapesse che cosa sono i fiori d'agave, spiegaci che cosa sono questi fiori d'agave, che esistono, giusto? Ecco. Assolutamente, è una storia bellissima quella dell'agave, un fiore mediterraneo resistente, quindi una pianta grassa che cresce sulle scogliere vicino al mare. Sì. Sono piante contro il malocchio, ma che non fa mai male, però fanno una cosa bellissima. A volte impiegano anche 100 anni per fare un solo fiore. Sì. Dopo aver fatto questo fiore muoiono. Ed è secondo me l'augurio che io faccio ai giovani di questi territori di impegnarsi anche per tutta la vita per una sola cosa buona, ma questa cosa buona deve essere come un fiore d'agave, alto 20 metri, cresce 20 centimetri al giorno, è visibile a chilometri di distanza e sparge i suoi semi nel mare. E poi tra l'altro so che anche emana un profumo molto forte, giusto? Assolutamente. È una roba che si sente bene. Allora, tra poco entriamo in questo libro e insomma vi leggo delle storie perché le storie sono veramente interessanti. Volevo capire una cosa, tra l'altro nel libro ci sono le foto di un sacco di ragazzi, quindi le storie sono reali, giusto? Sì, molte storie, alcune sono proprio reali al 100%. Cioè nel senso che le hai raccolte, hai incontrato i ragazzi, ci hai parlato? Assolutamente, altre sono esperienze di vita vissuta mia personale e qualcuno abbiamo cambiato i nomi per ragioni diciamo di privacy. Ecco, e poi tra l'altro è anche un libro musicale perché c'è una sorta di playlist che c'è in... Sì, all'inizio del libro c'è una playlist di Spotify a cui è possibile accedere grazie a un QR code. Posso sapere che musica c'è all'interno? C'è musica soprattutto napoletana, dai neomelodici al jazz mediterraneo di Pino Ceccarelli, Sì. sono quelle
le colonne sonore di ogni racconto. Noi proponiamo all'autore di leggere quel brano con quella colonna sonora, ok. musica napoletana soprattutto. Senti, quali neomelodici ci sono? Sono curioso. E, i neomelodici che hanno fatto parte sicuramente della mia adolescenza, Cioè, chi sono? da Alessio, Raffaello, che erano diciamo molto in voga nel momento in cui io ero adolescente, e credo che comunque al di là dei gusti facciano parte di un periodo storico della nostra città, ed è giusto che vengano ricordati anche per questo. Ok, e stamattina vi presentiamo questo libro che si chiama Fiori d'Agave. Qui c'è l'autore Rosario Esposito La Rossa, che poi tra le altre cose è anche Cavaliere alla Repubblica. Che succede? Che il Presidente della Repubblica ti chiama direttamente a casa? Come succede? Come si diventa Cavalieri della Repubblica? Vabbè, è una cosa che ha colpito sia me che la mia famiglia, è una bellissima cosa. Noi stavamo a Pisa, al Pisa Book Festival, a vendere i nostri volumi in una fiera, ed arriva questa telefonata dalla Presidenza della Repubblica. Noi pensavamo ovviamente fosse uno scherzo, perché diciamo alla mia età non si diventa Cavalieri della Repubblica, quindi pensavamo fosse uno scherzo, e invece poi abbiamo appreso che per quello che stiamo facendo nel nostro territorio, e sottolineo noi stiamo facendo, io ci metto la faccia, ma ci sono tantissimi ragazzi che dietro collaborano con me. Grazie all'impegno di tutti siamo riusciti secondo me a far conoscere Scampia non solo per gli aspetti negativi, ma qualche volta anche a grossi livelli per cose positive. Senti, quanti anni hai? Te lo posso chiedere? 28. Insomma, diventare Cavaliere della Repubblica a 28 anni, e che farai a 38 anni, che ne so, a 40 anni, che farai? Ma tu hai mai pensato alla politica? Ma sicuramente, io sono uno di quelli che dice sempre ai giovani che bisogna candidarsi, perché se noi lasciamo in mano agli altri, a quelli di cui non ci fidiamo, la politica, poi non ci possiamo lamentare. Tu ti lamenti che ti lamenti, piglia il bastone e tira fuori i denti. Io credo molto a questa frase, cioè bisogna fare la propria parte, che non vuol dire fare carriera politica. Io immagino anche una politica fatta di uno che si candida, fa 5 anni, fa la sua parte e poi lascia lo spazio agli altri. Però la propria parte bisogna farla. Allora, adesso entriamo nel libro. Intanto per le foto di Scampia, se arrivano me le mettete direttamente in onda, 391 4653 475. Allora, siamo, grazie a chi ce le sta mandando, allora siamo alla pagina che ti ho detto 34, giusto? E c'è questo racconto, c'è da rubare un motorino. Faccio un riassunto, ok? E quindi c'è un uomo che parla ad un ragazzino e dice: mi raccomando, lascia perdere le coppiette, le femmine urlano e attirano troppo l'attenzione, lascia perdere pure quelli grossi e i vecchi. Il tuo obiettivo, Valenti, è il muccusiello col motorino nuovo di zecca, appena comprato da Babbuccio, quello ancora imballato, il tipo che nemmeno lo sa portare, il guaglioncello che ha aspettato una vita per averlo. Questi sono disposti pure a pagare il cavallo di ritorno. Meglio se solo, guardalo bene in faccia, deve essere più cazzone possibile. Quelli con la faccia bastarda, quelli che possono reagire, lasciali perdere. Appena l'hai individuato, non pensare troppo, mo faccio così, mo faccio colà, vai diretto. Vedi solo che intorno non ci siano le guardie e procedi. Affiancalo, puntagli la pistola finta in faccia, appena si ferma 2 o 3 schiaffi forti e veloci in faccia, stordiscilo, così. Ecco, adesso cerchiamo di metterlo nel contesto, questo racconto. Questa è una cosa che, no, è bene o male? Cioè, che tipo di filosofia c'è in questo racconto? Allora, in questo racconto c'è la filosofia un po' di tutto il libro. Le cose brutte bisogna raccontarle, però bisogna anche raccontare i motivi, i perché. Non bisogna sbattere il mostro in prima pagina, in questo caso un ragazzo che per fare una cosa esorda va a fare una rapina, ma bisogna raccontare anche perché si arriva a questo, perché secondo me se non raccontiamo i vissuti, perché, i come, gli ultimi resteranno sempre un passo indietro. Noi dobbiamo capire, la realtà è molto più complessa dei buoni contro i cattivi. In questo caso questo ragazzo vuole aprirsi un'autofficina, vuole essere indipendente, li vuole aggiustare i motorini, ma non ha soldi, e fa una rapina con l'idea di dire: io faccio una cosa di soldi e poi apro direttamente un'officina, e si scontra con la realtà, che la realtà non è fatta di scorciatoie, ma di sudore, lacrime o il mare, no? Che è questa famosa frase di Karen Blixen. E secondo me il modo che abbiamo deciso in questo racconto di raccontare una rapina è perché molti dei nostri amici l'hanno fatta queste cose. Cioè c'è un codice per fare le rapine, no? Rapinare determinati motorini perché sono più facili da fare il cavallo di ritorno. In che modo? L'abbiamo vissuto sulla nostra pelle abitando in questi posti.
Però, come ripeto, bisogna sempre chiedersi perché si arriva a fare una cosa del genere, se no diventa troppo facile, diventa una guerra tra i buoni e i cattivi. Senti, ma chi è disposto a fare una rapina in questo modo, no? E anche seguendo delle indicazioni e roba varia, ma poi c'è la possibilità che ad un certo punto possa svoltare o diventa, perché sai, una rapina, se ti riesce una volta, se ti riesce 2 volte, 3 volte, tu cominci a pensare che quello sia il modo più facile per fare soldi ed è difficile poi tornare indietro perché scendere a lavorare, nonostante il lavoro non ci sia, per molti è ancora la cosa più complicata di questo mondo, non trovare il lavoro, scendere a faticare. Quella è la cosa che a molti... E allora dico, quando una serie di rapine del genere ti riescono, poi è difficile tornare sulla retta via. Sì, io credo che sia una questione di orizzonti, cioè nel senso che molti di questi ragazzi che ho conosciuto, che conosco tuttora, pensano che il mondo finisca a Corso Secondigliano, che quello che hanno visto da bambini sia tutto il mondo che c'è possibile. Questa gente ha bisogno di uscire fuori, di vedere che ci sono altri mondi possibili, che non vuol dire che ha bisogno di emigrare. Io vado spesso al nord, vado spesso in altre nazioni per vedere modelli che utilizzano in altre nazioni e provare a impiantarli nel territorio in cui vivo. E quando uno cresce in una famiglia dove si parla di spaccio, dove si parla di rapine, dove si parlano di morti ammazzati, dove si comprano i giornali che parlano solo di questo, è chiaro che tu pensi che questa sia la realtà, sia la tua collocazione nel mondo. C'è bisogno di contaminazione, di virus che fanno capire a questi ragazzi che si possono fare anche altre cose, se no queste strade qua finiscono sempre in galera. Senti Rosa, però aspetta, cerchiamo di essere reali, no? A proposito della contaminazione, a proposito, hai detto una cosa bellissima, per molti di questi ragazzi pare che la vita, insomma, per loro la vita finisce al Corso Secondigliano. Però parliamo pure i sordi. Perché se tu parli di contaminazione mentale, cioè della spinta dalla curiosità, dalla passione di conoscere nuove cose, e allora in quel caso lì i SORD non servono. Però molti di questi hanno veramente situazioni economiche dove già arrivare al Corso Secondigliano è un grande problema. Come si fa ad uscire da una realtà del genere senza sentirsi dire ma non tengo manchi SORD per un pacchetto di sigarette, cioè non ho neanche i soldi per la benzina nella moto, come si fa? Sì, oggi siamo in un momento storico del nostro quartiere importante, secondo me grazie alle forze dell'ordine che hanno presidiato il territorio senza fare blitz, presidiando il territorio, stando tutti i giorni sotto le piazze di spaccio, c'è un quasi annullamento della criminalità da questo punto di vista, cioè l'hanno spostata e quindi c'è un quartiere tra virgolette libero da questo punto di vista, però c'è anche quella bomba sociale che racconti tu, cioè di tutte quelle famiglie che lavoravano nella criminalità organizzata E che ed adesso... oggi e ora c'è bisogno dell'intervento dello Stato, che non sia l'ennesimo Ocean, l'ennesimo centro commerciale, ma si parli di microimprese, perché i mega grossi impianti ormai non reggono più, ce ne sono tantissimi. Ecco che chiediamo alle istituzioni di provare a fare corsi di formazione mirati magari a cooperative piccole di artigiani, provare a occupare gli spazi vuoti che ci sono in questo quartiere, cioè i ragazzi hanno bisogno di imparare dei mestieri oggi. E oggi i pomeriggi di questi ragazzi sono spesso fatti di porticato, partite di pallone, porticato, dove la forma mentis arriva lì. Quindi c'è bisogno ora di provare a fare imprenditoria giovanile seriamente. Ma lo dite o lo fate anche? Cioè, è nata qualcosa, qualche iniziativa sotto questo punto di vista? Sì, C'è qualcosa dove questi ragazzi possano svoltare? Io penso che noi in questi anni, questo premio del Presidente della Repubblica è anche questo, cioè noi abbiamo dimostrato che noi non siamo figli di operai, cioè non è che abbiamo alle spalle grossi risorse economiche, abbiamo dimostrato che in un quartiere del genere ragazzi normali che hanno frequentato le scuole del posto oggi gestiscono un SRL dove lavorano 8 ragazzi e produciamo libri in questo quartiere, che è il quartiere col più alto tasso di analfabetizzazione. In che modo? Lavorando sull'innovazione, cioè esportando quello che di bello c'è qui, ma concretamente 70 libri all'anno, 120 presentazioni, 4 fiere, cioè uno che si rimbocca le maniche e acquistiamo spazi, riqualifichiamo spazi. Secondo me questo è il modo per provare a cambiare le cose, cioè collaborare insieme agli altri, ma soprattutto immaginare che il mondo non finisca qui, cioè che io posso dormire qui, posso lavorare qui, ma poi posso anche andare alla Salone del Libro di Torino a vendere i miei libri. Rosario, adesso mettiamo un po' di musica così avverto Andrea Marigliano e intanto grazie, questa è Scampia di nuovo, grazie per tutte le foto 391 4653 475, dopo leggo anche le vostre risposte perché stamattina vi ho chiesto quante volte siete caduti e quante volte vi siete rialzati. Rosario, in una parola
c'è una cosa che sia... Allora, visto che qui siamo in radio e io credo che la radio sia il mezzo di comunicazione migliore che ci sia, perché è veloce, come è veloce la rete, come sono veloci i ragazzi di oggi che non vogliono sentire sermoni, che non amano le conferenze stampa, insomma, che non vogliono sentirsi predicare le solite cose. In questo momento, se ci sta ascoltando un ragazzo che sta a Scampia, ma che sta anche in un altro quartiere della Campania e sta veramente da solo in camera o sotto il porticato, come dici tu, e non vede la luce, cioè... Ettore, io di mestiere non faccio Superman, io lo sottolineo Ma sempre. non è una questione di essere Superman, ma infatti non devi essere Superman e non devi essere neanche un prete, cioè, nel senso, tu cosa hai fatto? Cioè, quando Beh, avevi 16 anni, tu che sì, facevi? 17, ma 18? obiettivamente io su questo punto di vista sono stato un ragazzo sfortunato perché a 16 anni ho perso un parente, Antonio Landieri, che è stato una vittima innocente di camorra e Mm. tutto è partito dalla rabbia nel vedere un disabile di 25 anni con metà del corpo paralizzato a causa di una paralisi infantile, morto ammazzato e definito uno spacciatore. Noi nello stomaco avevamo tanta rabbia, però siamo stati bravi a canalizzare questa rabbia in qualcosa di positivo. Forse Basta, è questo. punto. La chiave è quella, secondo me, è la rabbia. Alessio, che c'è anche in questa sorta di playlist collegata al libro. Allora, Fiori d'Agave, il libro l'ha scritto Rosario Esposito La Rossa, vedete la faccia in sovraimpressione in questo momento sui vostri televisori, quella è la copertina del disco. Adesso volevo andare un attimo a pagina 43 e c'è il punto di vista di un poliziotto, della polizia. Signor Milone, in questo quartiere è difficile fare il poliziotto, ma non perché dobbiamo arrestarvi. Ho imparato che prima o poi viene il turno di tutti. In questo quartiere è difficile fare il poliziotto per le facce della gente che ci giudicano, che ci schifano, perché come dite voi, noi siamo cattivi, quelli che non vi fanno faticare. Io, nella mia vita, non ho mai ricevuto un applauso per un arresto, per un'indagine. Io sono un poliziotto semplice, non sono nessuno, eseguo, non prendo meriti. A me mi hanno sparato addosso per 1.300 euro al mese. Con tutto il rispetto per voi, Milone, ma qua gli eroi sicuramente non siete voi. Qua non abbiamo la benzina nelle volanti, la carta per fare le fotocopie, ci è rimasta solo l'educazione, pure quando facciamo gli arresti. Questo testo, diciamo, è dedicato a persone come Michele Spina, il commissario Tatarelli, che hanno fatto la storia di questo quartiere. Cioè, senza prendersi applausi, noi usciamo in TV, veniamo alle radio, loro fanno il loro dovere in silenzio. E questa è, secondo me, è verissima questa roba qua. Io ci sono stato a degli arresti, cioè quando l'hanno arrestata hanno fatto il loro dovere, basta, poi ti trattano da persona, non più da criminale. E vanno, secondo me vanno elogiate le forze dell'ordine. In questo quartiere c'è anche una guerra di ideologia, cioè i poliziotti sono contro a prescindere, anche se tu non fai parte del sistema. Invece noi dovremmo imparare a collaborare, a capire che i poliziotti sono innanzitutto persone che hanno delle famiglie e quando poi entri in contatto con queste persone, ho avuto la fortuna di farlo grazie alla scuola calcio Arci Scampia, dove vengono a giocare carabinieri, poliziotti, capisci che poi si può collaborare e diventa fondamentale, diventa un presidiare culturalmente. Io credo che non ci sia niente di retorico in quello scritto, sia veramente la verità che avviene tutti i giorni, gente che per 1.300 euro a volte si fa ammazzare. Questo vuol dire canalizzare la rabbia, anche questo vuol dire canalizzare la giornata RTC Targato Napoli. Questa è un'ora speciale alla quale tengo molto. Stiamo parlando di questo libro che si chiama Fiori d'Agave, l'ha scritto Rosario Esposito La Rossa e parliamo di Scampia. Racconta una serie di storie, molte sono reali, raccolte per davvero, tant'è che, come dicevo prima, nel libro ci sono anche una serie di fotografie di molti ragazzi con i quali tu hai parlato. Allora, pagina 52, questo è un pezzo che mi piace moltissimo, devo dire la verità, l'ho riletto più volte, è scritto benissimo e racconta una bella verità, secondo me. Allora, padre Agostino, io vi voglio confessare, risponde il padre. Ti vuoi confessare forse? E il ragazzo risponde, no, vi voglio confessare a voi. Al padre del mio amico Davide gli avete fatto il funerale, io c'ero. È stato proprio lei a dire un sacco di cose belle dall'altare. È stato bello, io mi sono messo a piangere. Volete sapere, padre Agostì, cosa mi è piaciuto di più del funerale del papà di Davide? La sua mamma,
perché mi pareva serena, in pace. Io me lo sono chiesto perché e ho trovato una risposta, perché secondo me la mamma di Davide ha diviso il patema che aveva in petto, ha diviso le lacrime, una a me, una a te, una a quell'altro, e alla fine è tornata a casa più leggera. A me non me ne fotte, allora, a me non me ne fotte proprio del fatto del paradiso dell'anima, perché come diceva mio padre, devi pensare ai vivi, non ai morti, devi fare le cose belle quando campi, non quando muori, perché dall'altra parte non lo sa nessuno quello che ci sta, e secondo me aveva ragione. È bellissimo. E questo è un racconto a cui tengo particolarmente, si chiama Il latte della Madonna. Noi ci siamo posti delle domande, tre in particolare, e una è all'interno di questo volume. È: come si sente un figlio di un File Pinamai? Ce lo siamo mai chiesti? Come si sente il figlio di un padre morto ammazzato che non riceverà mai un funerale pubblico? Questa è una cosa che a me è capitata personalmente. Mio cugino non ha ricevuto un funerale pubblico nonostante sia una vittima innocente di camorra. E ti porti tutto dentro, ti chiudi in un guscio di dolore che è difficile scardinare. Lo puoi scardinare soltanto come hanno fatto i miei familiari, incontrando altri familiari di vittime innocenti di camorra. In questo racconto c'è un pezzo dove il bambino dice: ho vissuto troppe cose brutte e il mio cuore si è fatto sreticcio. Si è fatta talmente sreticcio che non basta nemmeno il latte della Madonna per inzupparlo, no? E vuol dire che noi a questi bambini ci dobbiamo rivolgere. È troppo facile lavorare con i bambini dei figli di papà, con quelli che hanno babbucce che ti mettono 10 euro in da tasca. Dobbiamo lavorare con questi bambini qua senza giudizio, senza dire tuo padre è una montagna di merda. Non mi importa chi è tuo padre, mi interessa quello che di bello io e te possiamo fare insieme. Non è contro, è per qualcosa, non è l'anticamorra, è lavorare per qualcosa insieme. Allora anche i familiari dopo vengono con te, collaborano con te, perché capiscono che non è una guerra contro di loro, ma è una guerra comune per il bene collettivo. Allora, torniamo a questo libro, Fiori d'Agave, scritto da Rosario Esposito La Rossa, che tra le altre cose, perché si fosse sintonizzato adesso, è anche Cavaliere della Repubblica a 28 anni, quindi insomma è un primato, è una roba veramente pazzesca. Torniamo nel libro, siamo a pagina 56. Allora, parla di una ragazza incinta, ok, piccola, molto piccola, e ad un certo punto lei dice: se è femmina la chiamo Vittoria, perché questa deve essere la più bella vittoria di una ragazza di 23 anni che ha capito che nella vita, quando sbagli, le male lingue ti giudicano, quando sbagli si marchiata, quando sbagli non si torna indietro. E che cazzo vuoi tornare indietro? Io voglio andare avanti, a 100 all'ora. Io oggi sbagliata, oggi persa faccia. Qualcuno dice pure a dignità, ma nessuno potrà mai togliere la speranza che prima o poi, non monesta, fravacatore o dottore, si piglia chi sto cuore, che ha avuto coraggio e fa una figlia astronauta. Guarda, è un momento meraviglioso. Io non c'ho il pubblico qua, ma questo, fammi leggere di nuovo l'ultima parte, perché questa è una roba bellissima. Veramente, scusate, io so che molti di voi vivono una situazione del genere. Stamattina stiamo parlando di ognuno di voi, di tantissima gente che ci ascolta ogni giorno. Allora, io mi auguro, e qualcuno dice che io oggi perso pure la dignità, ma nessuno mai potrà togliere la speranza che prima o poi, non monest, fravacatore o dottore, si piglia stu cuore, che ha avuto coraggio e fa una figlia astronauta. In questo quartiere, Ettore, è proprio difficile perché fa con le donne. Anche Scampia è un quartiere al femminile, cioè i maschi vanno fuori a lavorare, le donne vivono il quartiere, però i maschietti riesci ad attirarli col calcio. Le donne a 13 anni sono donne, sono grosse. Qua abbiamo un'emergenza che sono le ragazze madri, bisogna dircelo. Ragazze madri, perché in questo quartiere il sesso è ancora un tabù, perché mamma e figlia non si parlano ancora. E in questo racconto si racconta proprio la storia di questa ragazza che incontra l'uomo sbagliato, l'uomo di una notte e via, e purtroppo rimane incinta. Ma non molla, non molla, e soprattutto dice alla mamma in questo racconto che lei spiegherà alla figlia senza problemi che ci sono due tipi di uomini: gli uomini che vogliono il cuore e gli uomini che vogliono soltanto il sesso. Questa cosa bisogna parlare a casa del sesso, se no rischiamo che a 17 anni abbiamo ragazze con 2 o 3 bambini.
perché dicevi che è difficile parlare con le donne? Cioè, nel senso che è vero che molte ragazzine di 13 anni sono già donne, ma No, questo non può essere un vantaggio? Cioè, queste ragazzine io non credo. hanno trovato il modo per parlare ad un ragazzino di 13 anni che in realtà poi rispetto ad una donna ne ha 7 di anni. Assolutamente, dico che per i maschi abbiamo trovato degli strumenti che sono il calcio ed altre attività capaci di raggrupparli, di fare aggregazione. Per le donne abbiamo più difficoltà. Credo che lo strumento principale resti ancora il ballo, cioè la danza come vero strumento di aggregazione femminile. In questo quartiere purtroppo bisogna creare altre esperienze oltre a quelle che ci sono col ballo, perché sennò rischiamo veramente di non avere dei rapporti con le ragazzine. Io lo vivo tutti i giorni, ho difficoltà a collaborare con queste bambine. Allora, buona giornata a tutti, è un'ora speciale dedicata ad ognuno di noi, perché queste storie nascono da Scampia, ma in realtà somigliano a moltissime storie che sono in giro in ogni parte della Campania. Il libro si chiama Fiori d'Agave e l'ha scritto Rosario Esposito La Rossa. Andiamo avanti, c'è un'altra parte che io trovo molto bella. Allora, innanzitutto devo dire una cosa, che da una lettura superficiale uno potrebbe pensare che ci siano dei punti di legame, insomma, che in qualche modo dentro questo libro ci sia un po' di Gomorra. Tutto c'è, tranne che Gomorra, devo dire la verità. E anche quando la scrittura è abbastanza dura perché reale, non c'entra niente con quella roba di Gomorra che ormai, insomma, alla quale ormai siamo abituati. E questo pezzo che sto per leggere, siamo a pagina 60, credo che sia la dimostrazione di quello che ho detto. Verrà il giorno in cui sentirete il bivio sulla pelle, in cui sentirete il bisogno di essere accettati, di omologarvi per sopravvivere tra questi palazzoni che vi dicono ora devi essere figlio di Bocchina. E voi siatelo, a modo vostro, vispi come gli occhi dei gatti, pronti a scattare come il portiere prima del rigore, figli di Bocchina, a modo vostro, tutta quella costellazione infuocata che avete dentro, che vi fa sentire capaci di poter fare qualcosa, andare in qualsiasi posto, se scendi un attimo giù, non sprecatela. E questo è, no? È una Questa, sorta di speranza, di... sì, questa è una lettera ai miei allievi. Io faccio l'istruttore di calcio presso la scuola calcio Arci Scampia ed è un'occasione bellissima quella di allevare questo prato di 30 ragazzi ormai da diversi anni, gratuitamente come altri 38 allenatori. E ai ragazzi bisogna insegnare ad essere, non a avere. E qua è difficile. In un quartiere dove il modello di riferimento è la T-Max sotto al culo, mazzette di soldi in tasca, il potere, è complicato dire che andare in bicicletta in questo quartiere significa fare antimafia, perché significa far scattare nella mente dei ragazzi la possibilità della scelta. Qua a volte non abbiamo scelta perché abbiamo sempre gli stessi esempi. Dobbiamo produrre esempi positivi e bisogna dire ai ragazzi di tenersi stretti questi sogni, ma soprattutto ecco di essere un po' camaleonti, perché secondo me in questo quartiere c'è bisogno anche di sapersi adattare. Darwin diceva che va avanti chi si adatta meglio, e qua ne abbiamo la dimostrazione. Qua non puoi essere troppo buono, non devi essere troppo cattivo, devi sapertela fare con tutti, come si dice. E questo augurio che faccio a questi ragazzi che oggi hanno 13 anni è quello di restare e provare a trasformarsi dei fiori d'agave. Mi farebbe piacere un giorno affacciarmi dal balcone e vedere questo prato di fiori d'agave. Senti, c'è una frase nel libro che apre un capitolo di Gramellini, che adesso non mi ricordo, come dice, la frase mi piace molto, per andare, te la ricordi? Per andare avanti, la cerchiamo dopo. Allora, siamo quasi in chiusura, abbiamo dedicato quest'ora a questo libro che si chiama Fiori d'Agave e abbiamo parlato di molti di noi, di molti di voi. Il libro l'ha scritto Rosario Esposito La Rossa. Se Andrea Marigliano mi dà la schermata, voglio leggere l'ultima parte, siamo a pagina 105, e questa parte di questo libro, il racconto che fa questo signore, somiglia molto al messaggio che io ho letto prima, quasi un'ora fa. Allora, il protagonista del racconto dice: io ho fatto una riflessione, e parla con San Gennaro. Ecco, allora, parla con San Gennaro e dice: io ho fatto una riflessione. Diciamo che uno della mia età non se lo prendono a faticare manco se li paghi. Allora come la mettiamo a nome? È uno spaccimma di guaio. Mica sono sfaticato, mica mi metto a giocare a carte nel circoletto. Io non so dove sbattere la testa, faccio capo in mura, ma niente, non trovo niente.
Dovevi vedere quanto era bello quando tornavo a casa sudato, quel sudore che non puzzava perché era faticato. Come era bello quando cacciavo le cioccolatine per i miei figli nella tasca, dalla tasca. Quanto era che cazzo quando chiamavo mia moglie nel bagno e di nascosto le davo 30.000 lire al giorno. Guarda San Gennà, che erano soldi, 30.000 lire. Questi sono cazzotti nello stomaco perché credo che sia la verità. Cioè, oggi c'è una fascia di popolazione rappresentata dai cinquantenni in su che ha difficoltà e noi dovremmo concentrarci su quella fascia di popolazione. Al momento veramente secondo me non abbiamo idee, senza retorica. Questo accade tutti i giorni in tutte le parti di questa città e di questo paese. Io mi chiedo qual è la fascia di popolazione salva, sai Rosario, qual è la fascia di popolazione? Perché i ventenni non sono salvi, i trentenni meno che mai, i cinquantenni stanno inguaiati, ma chi è che sta bene? I pensionati? Oggi hanno difficoltà anche loro, io lo dicevo, hanno più difficoltà perché comunque oggi le possibilità che si creano soprattutto per i giovani anche a livello istituzionale, quindi quando uno supera quella fascia d'età dopo diventa ancora più complicato, certo. questo intendevo dire. Allora, io ti ringrazio moltissimo. È stata un'ora, ci tengo a dire una cosa, lo ripeto, la radio di solito è un mezzo di comunicazione facile, e soprattutto le radio napoletane, insomma, è una roba, le radio che trasmettono musica napoletana, non ci sono mai momenti di approfondimento, e lo dico senza paura di essere smentito. Ma a me piace molto personalmente portare la verità, lo faccio anche spingendo gli ascoltatori ogni giorno a scrivere delle cose che non siano delle risposte, ma io dico sempre delle mini sceneggiature che riguardino la loro vita, perché la radio nel tempo ha mantenuto una cosa che tutti gli altri mezzi di comunicazione hanno perso, cioè la verità. E bisogna soltanto cercarla e bisogna anche dare la possibilità agli ascoltatori di tirarla fuori. E noi di RTC Targato Napoli lavoriamo tutti i giorni anche per questo. Grazie, se avete voglia di leggere questo libro segnatelo, lo vedete in televisione in questo momento, vedete la copertina in televisione, si chiama Fiori d'Agave, storie di straordinaria Scampia, l'autore si chiama Rosario Esposito La Russa, ti ringrazio moltissimo. Grazie a voi per questa bellissima ora. In bocca al lupo, mi auguro che tu nel tempo riesca a fare anche un po' di politica attiva, perché secondo me hai tutte le capacità per poterlo fare. Grazie ad Andrea, grazie a Nunzio.